Ciao, aiuto. Eccoci, siamo in diretta. Fammi togliere sta luce dagli occhi perché se no mi pare che ho gli occhi rossi. Posto sembra un gatto. Allora, siete già connessi? Non mi dice quanti spettatori sono, però vedo che commentate, quindi sicuramente c'è già qualcuno. La live di YouTube sta diventando praticamente sempre più Wallarosa, nel senso che è lenta, cioè ci mette tempo a capire quante persone sono connesse. Uè, zitto! Ciao, aiuto! Ma stai accavallando soli. Allora, buonasera a tutti voi connessi. Ciao Maria Locca, Gabriele TV, Benny, sta pure Benny, stasera faremo tardi, lo sai, eh? Vabbè, insomma. Max Cecere, ciao bros. Max è un amico svavatore. O svavatore al cinema. Allora, voglio fate le vostre domande, dite le vostre cazzate come sempre dove volete. Sì, dalle mia sorella fu bordelli, ce ne fu. Manu Rosa, ciao Diego, sono Manuele, volevo dirti che sei un grande, ti seguo da quando avevi 10 iscritti al canale, adesso sono felice di averti con migliaia di fan, anzi no, come dici tu amici. Ciao, bro, grazie mille. Mamma mia, 10 iscritti al canale. Faccio dove? Mezz'ora troppo come iscritto praticamente. Rave Zero, ciao bros. Allora. Noi sono in diretta, saluta tutti. No. Come no? Vedete, questa è una porta provvisoria perché cioè, ero guapo. Mattia Lendano, ciao frate. Dai, la fammi occupare a mamma dalla parte. Aspetta un attimo perché mi sto a perdere. Allora, vai a mischiare liquidi. Ah, sei tu, Rave Zero, ok. No, fra, ho troppa paura che non ho mischiato bene quel liquido, però non fa niente. Alessio Foderini, come sempre, frate, ma Alessio, come stai? Dopo l'ultima volta meglio seguire le dirette. No, non ti faccio più scherzetti simpatici. Come cazzo hai fatto a leggerlo bene? Non lo so, Rave Zero. Ok, c'è gente che ti chiama Ravi Zero, Rafanello. Come ci faccio venire? Non penso che... Allora, intanto vado a leggere pure i commenti che mi avete lasciato sotto al post. Sta diretta è veramente fatta proprio a volo, ma no per coccoso, perché dopo dobbiamo scendere. Sta succedendo di tutto, sta andando mercato a casa mia. Comunque... No, volevo fare sta diretta veloce, a parte perché oggi è giovedì e vi confesso che io mi ero scordato quasi la diretta e mi sono ricordato all'ultimo momento, infatti sono le 9:30 e ho cominciato alle 9:30, che cosa strana. E poi alle 10 devo scendere, quindi ho veramente una mezz'oretta giusto così per salutarvi, per Alex TRR, ciao fra. Ciao anche a te, che sei presente qui con me, papone. Credo che tu sia cattiva, papone. Anche Rafanil, non ci voglio credere. Sarebbe veramente una cosa fantastica se ti chiamassero Rafanil. Vedo che stanno connettendo, ci stanno collegando pian piano altre persone e molte si collegheranno quando io terminerò la diretta e dovrò andare via. Sto bene, spero di vederti al Flash Mob per Sal, ti do un abbraccio forte. Sì, quasi sicuramente ci sarò al Flash Mob per Sal perché ho seguito un po' la vicenda e lasciamo stare. Scusa. I giornali italiani fanno veramente schifo. Che ce n'è? Vuoi dare una cucina? No, non te lo posso dare. Yeah. No, ne ho solo 2. Dopo te la porto. No. Dopo te la porto. Comunque vi dicevo, Diego, salutami che sono quasi le 10 e sto facendo latino da oggi alle 3. Lolo Camsa. Facendo cazzo, che stai facendo? Corse latino. Americano. 1, 2, 3. Comunque ti saluto, fra. Staccati un po' dai libri perché sennò a finire di mano mattina ti dici buongiorno. Buongiornoris. Nontis. Mi piace nontis. Non lo so che funziona. Minchia, voglio sta live stasera veramente lenta,
molto molto lenta. È pur vero che io il canale YouTube lo sto un po' smerdando, cioè, nel senso che lo sto utilizzando quasi più, ma non è cattiveria, ci sono delle ovvie ragioni per cui io non sto più utilizzando il mio canale YouTube, che poi vi spiegherò. Preferisco starvi più vicino in questo momento su Facebook piuttosto che star qui su YouTube. No, per qualcosa. Allora, aspetta un attimo che mi arrivano messaggi privati perché c'è qualcuno che non riesce a commentare. Chiaro Stone. Allora, Chiaro Stone mi dice un attimo, cazzo, ma perché queste notifiche si mettono davanti? Porco due, zio. Diego, non mi fai inviare messaggi su YouTube, mi saluti, sono di Roma, aspetto che sali. Mua, un bacio, Chiara. Sì, verrò su a Roma, sicuramente ci verrò, se non per qualche raduno, per piacere, perché mi piace assai Roma, io adoro Roma, quindi mi piace tantissimo passare giornate intere lì. E poi la sera andare via. Perché non si può stare lontano dalla mia città, non ce la faccio. Poi c'è altro, visto che vedo che molte persone non riescono a commentare su YouTube. Da me a scuola se ne è caduto un piano. Ah, cazzo, era il piano di evacuazione forse. Daniele Troncone, ciao Fratemo. Emanuela Castellano, amore. Alex TRR, io sono appena tornato al lavoro e mi godo la live di Diego. Grande Ale. Rave Zero, è più facile fare il video su Facebook che su YouTube. Sì, è vero, è anche quello. Cioè, non è che è più facile, alla fine è la stessa cosa. La cosa è che i video ormai su Facebook girano molto più velocemente rispetto a YouTube. Infatti penso che YouTube prima o poi morirà. Spero di no, ma è così. Federico Pagliarello, bro, ciao. Improvvisa una parodia per allegare la serata. Che cazzo sta cosa? Aspetta, lo facciamo. Lori 4429, ciao! Ripeto per quelli che si sono collegati adesso che io praticamente sarò qui altri 10 minuti, forse non di più. Quindi lo vuole avvisare perché non è che poi li fate, capito? Con me, tu mo sei venuto già te ne sei chiuso, giustamente. Vedo che molte persone riescono a commentare la live, mi state contattando in privato, dopo non fa niente, mi contattano in privato, figuratevi. Però, allora, Chiara Neri, ciao Diego, non riesco a commentare nella live, ti volevo dire che sei troppo forte, vai Fra, grazie tesoro, sto io bene, grazie mille. Poi c'è altro, un attimo, che sto cercando di gestire tutto, però il mio computer è alle emorroidi. Dove cazzo stanno? Volevo mandarti un messaggio su YouTube, dice Angela Grasso, non riesco a collegarmi, non è che potessi salutarmi se la mia cura contro la febbre a 40, ti ringrazio. Infatti mi hanno sempre chiamato Novalgina. A Novalgina mi passa la febbre, sì. Dai, riprendi, adesso comunque sono cose niente, è una febbre, tu pure. Io quando c'ho la febbre cago sempre. Salvatore, oddio, Martina Bernabò, che mi chiama Salvatore, vabbè. Comunque, sono sempre io, non riesco a commentare su YouTube, potresti salutare, ti prego. Baci. Ciao Marti. Chiaro Stone, ma grazie di chi? Ma figurati. Ti è piaciuto il cartellone mio, quello che sta la tua foto al videogame show che ti ha abbracciato all'improvviso? Hai scritto veramente col mio codice fiscale. Comunque sì, grazie mille. Tanto gentile quanto dolce. Tony V, ciao Diego, grande Tony. Daniele Tronconi, Lori 449, il pesciolino rosso. Il pesciolino rosso, beatbox. Ben Lendano, Fra, sono ancora nel mutante, tranquillo. Che schifo di immagine, Benny, ma che brutta cosa, che... Madonna mia. Cioè, sì. Il mondo che contatta. Cioè, tipo qualche messaggio che non ho letto. No, non lo so, perché non riesco a gestire questa cosa. Non sono più abituato alle live. Ah, ecco perché la live è lenta. Stasera c'è il Grande Fratello, cazzo. Sarà perché non lo seguo, ma... Sasi Grillo, ciao, brother. Grazie a tutti per esservi collegati. Allora, vediamo. Ah, volevo avvisare che io tipo oggi ho registrato il nuovo video commento che caricherò domani perché oggi ho perso molto tempo a fare tante cose. Tante cose. Savi e Sara, ciao, aiuto. Besaluto. Zio, besaluto. Enim di Tiano, ciao Enim. Frati, devo mandare il video di un dodicenne che commenta la sua generazione, come la chiappo te lo invio? Sì, assolutamente.
Voi non vi dimenticate che chiaramente se volete mandarmi messaggi, video, di video da video commentare, quando poi da GTV, se volete mandarmi video da video commentare, fatelo in pagina o nel mio profilo privato. E sta bicicletta da passare o no? Ah, questa è una questione in pagina, diciamo. Per questo non vedevo a mente. Merirò la montagna mi dice, come al solito, cioè come sta succedendo sempre, non riesco a commentare su YouTube, volevo dirti che ti seguo da sempre, ho bisogno di abbracciarti, grazie Diego. Merirò, ti abbraccio pure io, ci vedremo sicuramente quanto prima da vicino, faremo un bel raduno, fanno a play. Su chi il video commento? È sulla canzone Tu diventerai frocio. Quella canzone mi fa troppo ridere. È una canzone dedicata a Benny, tra l'altro. Un saluto a Fratemo Pasquale Martuscello, la scimmietta, Zanetti. Vanno a play. Cioè praticamente noi stiamo comunicando non con i commenti di YouTube ma con i messaggi. Potresti cantarmi un pezzettino di 100.000? Claudia Merlini, sì. 100.000 voci insieme gridano dentro me. Napoli 100.000 occhi insieme brillano e accendono Napoli 100.000 mani insieme si toccano e scrivono Napoli. Oh, 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 Napoli. Basta e finisce il music. Non riesco a commentare su YouTube come al solito. Mi saluti, sei forte bro. Ciao Emanuele Coppola bros. Mi saluti nella live, ti seguo sempre, grande Giuseppe Robustelli. Ciao grande fra. C'è qualcuno che mi ha scritto mi saluti nel video, però non mi esce il nome di chi è, quindi non te posso salutare. Ciao, adio. Io mi vado a leggere tutti i commenti. Dio, quando vado a Salerno? Bella, a Salerno ci devo venire a trovare il mio amiconissimo Mirko Manzo. Ciao Diego, mi potresti salutare? Dove sta? Un bacione, YouTube non mi fa commentare. Ciao Giorgio Imperatore, ciao. Non ho capito YouTube che cazzo sta passando, se sta rivoltando un quello a me, cioè proprio a dire non da commentare nessuno, non ti deve commentare nessuno e io ti mando un bafamocca mammatissimo. Farai uno speciale per i 100.000 iscritti? Hai qualcosa in mente per questo fantastico traguardo? Non lo so ancora, Enim, perché lo vedo ancora abbastanza lontano, il 100.000 iscritti. Poi dipende se ci saranno collaborazioni, eccetera, eccetera, perché come ben sappiamo ormai YouTube richiede collaborazioni. Quindi aspettiamo che arriva qualche collaborazione simpatica che mi fa ridere. Fra, non riusciamo a mandarti il messaggio, voglio dirti che sei un grande, come dici tu, non hai fan, ma molti amici che ti seguono e stimano. Sì, ma assolutamente, sì, io vi voglio veramente bene, quindi immaginate quanto vi voglia bene. Siete veramente tutti amici per me. A proposito di amici, oggi mi sono rivisto con Stefano Siviero, sicuramente voi conoscete, e stiamo organizzando delle cose insieme, stiamo pensando a delle cose da fare insieme. Uno, perché Stefano è un grande amico, voglio veramente bene. Due, perché mi piace il suo modo di far video, il suo modo di esporre pensieri, eccetera, eccetera. E tre, perché non do voglia di dicere, perché il tre. Però il tre sui chat non fa mandare messaggi. Ah, minchia. Diego, saluti mia sorella Monica che ti segue sempre da una vita ormai. Ciao Monica, ti voglio bene. Claudia, non riesco a seguire i messaggi. È complicato gestire tra Facebook e YouTube, come voglio dire.
Grazie mille, sto piangendo, ti amo Panzalotto. Ma Claudia, non devi piangere, sei un amore. Sei troppo un amore. Mi prometti che vieni a Salerno? Promesso. Prometto che vengo a Salerno. L'ho detto, l'ho appena detto, ok? L'ho appena detto. Quindi devo venire per forza. Sono al lavoro. E che cazzo fai? Come ti metti a scrivere? No, lavora. Ho finito più pieno con me, eh? Elisabetta James, mo che è vero, ho commentato il tuo post, vediamo cosa ha commentato perché adesso non riesco a leggere. Ciao Idra, potresti scattare il messaggino? Io questo già l'avevo fatto, sì. Ah, Diego, quando verrai a Salerno era? Scusa, Scoccino, mi saluti e saluti anche Alberto da Torino. Ciao Alberto! Da Napoli a Torino. Alberto, sei un grande amico. Fra, non riesco a commentare su YouTube, Emanuele Demuto, è normale, lui si demuto, come lo commento? No, sto scherzando. Ma non lo so cosa sta accadendo a YouTube, non sta succedendo. Ha passato nuova stasera, vabbè, non fa niente, comunque non è che ce ne fotte assai. Mi potrei scrivere pure su Facebook tranquillamente. Tanto gli ultimi minuti, penso gli ultimi 5 minuti, poi purtroppo devo staccarsi. Ciao, non riesco a commentare su YouTube, mi saluti, ti adoro. Daniela, Dani, aspetta che ti leggo il cognome perché non riesco a leggere. Monzillo! Ciao Dani. A Parambasti Laguna Benda Raiatulina che non scavalantam nel cromico. Aspetta che vediamo, facciamo raduno a Salerno? È una bella idea. Bombas Retros, dico mi saluti e dici di passare su hcels.org, è un gioco online. Ragazzi, passate su hcels. Puoi dire Marco Capiculo. Via, non si dice. Finire il sengazzo ho capito. Maiape, ciao. Michele Tafuni, grande Michele. Gabriele TB, ciao. Aggiornamento serale, devono chiudere e riaprire il browser. Ah, ok, dovete chiudere e riaprire il browser. Non so quanto vi convenga, ma visto che... Com'è la vita da youtuber? Cazzo, questa è una bella domanda. La vita da youtuber dipende da quello che vuoi fare, dalla scelta che fai del web, insomma, l'utilizzo del web. Se lo vuoi utilizzare per diventare famoso, la tua vita da youtuber sarà una vita da cane, a meno che tu non sia un raccomandato e collabori con i migliori youtuber d'Italia, cioè i migliori, o quelli più seguiti d'Italia, e quindi ha una crescita assurda. Se questo non succede e tu vuoi diventare famoso facendo video su YouTube, cadrai malato con i nervi e ti butterai giù. Se invece lo fai per passione, avrai un piccolo palchetto, io lo chiamo così, io lo chiamo il palco, il mio canale YouTube, dove puoi sperimentare quello che ti piace fare. Se fossi nato in un'altra epoca, in che epoca saresti voluto nascere? Io praticamente non lo so, cioè, davvero no. Forse sarei voluto nascere prima che cominciassero ad esistere i briganti a Napoli, sai, tipo queste cose qua, per vedere un attimo com'era Napoli a quei tempi. Giusto per mi rendere conto. Grande Diego, vuoi salutare anche me, Luigi Lauri? Ciao brother. Diego, puoi dire Giorgiolli 7? Oh mio Dio! Non lo posso dire. Minchia, state scrivendo, eh? Chi cazzo è che scrive così tanto? È Mohamed Dahab. Che cazzo hai scritto? Vediamo che cosa ha scritto Mohamed Dahab. Ah, Mohamed Charlie vanno play. E vieni a Torino per un raduno. Ma magari Mohamed. Magari, dai, poi magari vediamo. Salutami se no drogo il mio cane. No, lascialo stare. Io amo i cani. Non stock i cani. Lasciate stare i cani. Dico non è Miss Italia. Però sono più belli da ammettere. Ne piaceva assai. Ciao Anna Ceparano. Hai degli amici youtuber? Hai voglia? Tanti, tantissimi. No, ma grazie a YouTube, io dico la verità, ho conosciuto tante persone, belle e brutte. Quindi non è che non mi lamento assolutamente. Io ho vissuto YouTube in un bel periodo, che purtroppo oggi non vivo più, nel senso che se ho deciso di allontanarmi un po' dal mio canale YouTube, eccetera, eccetera, perché ho visto tante cose di cui magari parlerò un giorno, che tra l'altro sono cose che già ha trattato pure Simone Fancassista, quindi vi consiglio di andare a vedere i suoi vlog. Enim, parlaci un po' dello svapo, perché è iniziato, cosa ne pensi? Allora, lo svapo, per chi non sapesse cos'è lo svapo è il fumare sigaretta elettronica.
visto che purtroppo, ahimè per me, a 16 anni io ho cominciato a fumare per via di un amico che disse dai, prova, prova, e poi dopo non sono riuscito più a togliere il vizio, cominciavo a risentirne, però c'è il tuo cazzo di telefono, ok, mettiamo la vibrazione e va a fare bocca a mamma. Io ho cominciato a fumare e quindi cominciavo a risentire dei sintomi brutti, perché voi sapete che quando si comincia a fumare ci sono tante cose, insomma, diciamo, negative, anzi sono tutte cose negative, ovvero cominci a puzzare sempre di sigaretta, rischi che ti si facciano le dita gialle, lo smalto dei denti piano piano si va a far fottere e quindi hai i denti praticamente, come da già dicere, deboli rispetto a chi non fuma. Fa male ai polmoni perché fa molto male ai polmoni perché nella sigaretta c'è una grandissima dose di catrame. Il catrame è praticamente una cosa che viene utilizzata, pensate un po', per fare il rivestimento dei tetti delle case per far scivolare la pioggia. Quindi immaginate quando uno fuma sigaretta normale, che cosa assume? Assume cose assurde. In più c'è il monossido di carbonio che fa veramente male. Quindi volevo trovare un modo di fumare più pulito, che avevo già comunque sperimentato l'anno scorso con una sigaretta elettronica di tipo Ego, che sarebbero quelle ASIC e lunghe, diciamo. Infatti se vedete questa paro StarTac, però ve lo giuro che questa, con questa non sto più fumando. E sono riuscito veramente in poco, a parte con l'aiuto pure di Ciro, anzi voglio fare un saluto a Ciro Svapator, voglio fare un saluto al gruppo Anarchia dello Svapo e un saluto a Gennaro Di Santo di Smutec. Loro mi sono stati molto vicini, mi hanno aiutato nella scelta dell'atomizzatore, perché cioè, vi spiego molto velocemente, la sigaretta è divisa in batteria, atomizzatore, insomma, e resistenza interna, ci sono vari tipi di svapo. Avvicinandomi a queste mi sono reso conto che non stavo più perdendo la voce grazie a questa, non mi più affannato ogni 3 passi grazie a questa. In più sono molto vicino a fumare a nicotina zero, che per me che fumo da tanti anni è una cosa fantastica. Quindi viva lo svapo per me che fumavo, voi chiaramente non vi avvicinate a sta cosa, se potete evitare proprio di fumare fatelo, perché credetemi si hanno solo e prettamente tanti vantaggi. Questa è l'unica cosa, è la cosa più bella, cioè piuttosto che non so bravi i camaleovizi fumare, dovete essere più bravi voi che non dovete mai cominciare, perché credetemi è una cosa inutile, porta a una schiavitù bruttissima, meglio evitare. Oggi ho parlato con Menu Koala, cioè veramente si è seccata in gamba. I Telx, prima hai detto raccomandazione, beh, hai ragione, però ci sono ragazzi che conosco perché ci sto provando anche io con questa passione, non conosciuti perché non raccomandati. Perdonami, mettono l'anima su YouTube, ok. Sì, ti spiego, io sono molto felice che esistano ancora queste persone che fanno video su YouTube semplicemente per una grandissima passione. Io ti dico la verità, pure io oggi ancora sono qua per passione, perché altrimenti non avrei motivo. Tu calcola che io con YouTube non ci ho mai guadagnato sti miliardi, veramente ho guadagnato cifre, tu se senti le cifre, che purtroppo non si possono dire per contratto, ma tu se senti le cifre che si guadagnano su YouTube, ti metti a ridere, cominci mo, finisci fra 2 mesi. Una cosa assurda. Quindi ci vuole passione. Mattia, fratello Mattia, dimmi tutto. Verrai a Nola, non so se conosci Vulcano Buono, Maria Locca. Sì, Mary, io ci sono stato tante volte. A Vulcano Buono ci venne addirittura a fare un casting dove c'erano Leonardo e Maurizio Merluzzo. Emanuele Demuto, ciao, Fratmo. Allora, vediamo. Abbiamo già letto, bisogna diretta abbiamo già letto. Mi sa che ci sono altri commenti, sì, che non ho ancora letto e che devo andare a leggere perché sbagli sempre a pronunciare il mio cognome e saluto e mi ammazzo tutti panda. Elisabetta James Mogavero o Mogavero, non lo so, ho messo gli accenti da tutte le parti, quindi Nicola Trezza, ciao frate mo. Simone di Guida, una passione di che? Non sto parlando di te, Diego. Lo so, Simone, io sono molto d'accordo con te. Già dice, purtroppo. Diego, quando farai un video commento sui rapper di Casoria? Non conosco tanti rapper di Casoria.
Simone De Capola, perché pensavi di abbandonare il web? È ancora la passione di 3 anni fa? Allora, Fra, non mi hai citato nello svapo, no, hai ragione, voglio Max Cecere. Oh, Max, tu sei stato uno dei primi di cui ho parlato, prima dello svapo. Simone De Capola, perché pensavi di abbandonare il web? È ancora la passione di 3 anni fa? Perché pensavo di abbandonare il web? Perché come ho appena detto qualche minuto fa, il web per me era un'altra cosa, cioè il mio modo di vivere il web prima era totalmente diverso, non per una cosa nata da me, cresciuta in me, che faceva parte del mio modo di essere, bensì ho visto che tutto intorno stava cambiando, che tutti i nuovi creators che si avvicinavano alla piattaforma di YouTube si avvicinavano in modo diverso rispetto a quando mi ci sono avvicinato io, rispetto a quando ci si è avvicinato tanti altri youtuber, non faccio i nomi nello specifico, però tanti youtuber che ancora oggi, nonostante abbiano dei numeri incredibili, immensi e facciano tante cose, fanno il tutto con passione, lasciando da parte il fatto di dire io qui ci guadagno. No, perché prima di guadagnarci ti divertì, punto. E quindi Simo, perché avevo pensato di lasciare? Avevo pensato di lasciare perché quando io ho cominciato, per me YouTube è stato, l'ho detto tante volte, lo ripeto ancora una volta, una salvezza, è stata un'ancora di salvataggio in un momento brutto della mia vita, e cominciare a fare video su YouTube diventava una distrazione che pian piano si è trasformata in una grandissima passione, in un amore quasi, anzi non quasi, in un amore nel fare video, capito? Nello stare là, nel parlare con la telecamera, perché sapevo che dopo qualche minuto questo messaggio che stavo trasmettendo sarebbe arrivato a tanti ragazzi. Questa è la cosa. Io oggi purtroppo non ho visto, io oggi vedo che crescono ragazzetti che fanno solamente fighetti, che fanno i bellil, facendo video che fanno cagare, tra l'altro per mio avviso, e in più vedo che, come posso riassumerlo, è diventato un mondo in cui tutto a me e niente agli altri. Ovvero io faccio video, io faccio numeroni, se tu non fai numeroni io non ti capo. Questa purtroppo è una politica che si adotta molto spesso, forse probabilmente si adotta nella vita. Io però non so così, nel senso che io ho fatto video per il 90% delle mie collaborazioni con persone con canali molto più piccoli di me, ma ne vado fiero, cioè io ne sono contentissimo di questa cosa, perché ho dato la possibilità di crescere a molte persone. Alcune di queste persone però sono cresciute a dismisura e dopo non mi hanno più cagato, non mi hanno più risposto. Quindi tu diciamo che resti male a sta cosa, perché è come se tu fossi una mia amica, io e te stiamo parlando, dobbiamo fare un esame di maturità insieme, io ti do dei consigli su come fare questo esame, tu pigli 100, io piglio 80, tu non mi parli più che tu pigliate 100. È una cosa abbastanza brutta, veramente bruttina. Simone De Capola dice: ti piacerebbe raggiungere l'obiettivo di Leo, ovvero quello di arrivare a fare un film? Secondo te è una bella sensazione vedere se stessi nei grandi schermi del cinema? Io ammiro tantissimo Leonardo, gli voglio un bene veramente nell'anima e lo ammiro perché è un ragazzo che ha molto da dire, sa come dirlo, a me diverte, cioè io a volte quando guardo i suoi video muoio dalle risate davanti al computer, quindi non è vero che Leonardo è uno youtuber da bimbo minchia, money grabber, come dicono insomma nel web gli haters. Penso che sia un ragazzo eccezionale che nonostante faccia tanti progetti importanti riesce sempre ad essere umile e vero, e vi posso assicurare che è così. Quindi sì, mi piacerebbe tantissimo raggiungere gli obiettivi che ha raggiunto pure Leo. Cioè per me Leo, io lo ammetto, per me è un esempio Leo, soprattutto sul web e sul modo di affrontare il web. Lolo Camps, guarda Diego, vorrei mandarti un video perché è necessario, porca puttana, non si vede? Perché è necessario un video commento. Ma dove posso mandartelo? Mandatemeli in pagina, mandatemi in pagina tutti i video che pensate possono essere video commentati. Saluto Tani, un saluto ad Ivan, a Frate Mochicco TM, Merina Stringi, viene da Fragola, ci verrò sicuramente. Faccio gli auguri a Cane Bagnato, il mio cane che ha cagato sui miei compiti, non ci posso credere. Però Benny sta venendo. Ok, infatti mi chiudo la live e mi preparo. Hai scritto su Facebook di voler mostrare l'altra parte di te attraverso la musica. Intenzione di portare sul canale qualche progetto musicale creato interamente da te, oltre che le cover? Sì, sto lavorando già a un inedito, vi faccio sentire un pezzettino. Anzi, io approfitto adesso per salutarvi, perché purtroppo devo terminare qui la diretta che devo scendere. Però voglio farvi sentire un pezzettino
pezzettino piccolo del ritornello del brano che uscirà, che è intitolato Ama te stesso, che probabilmente uscirà per l'inizio di ottobre, prevedo, sì, dovrebbe essere l'inizio di ottobre, oggi è 24, dovrebbe uscire nella prima settimana di ottobre. Vi faccio ascoltare questo pezzettino di Ama te stesso, il singolo che sto producendo. Vi voglio bene, grazie per essere stati collegati qui con me stasera. Domani sera prometto che se ho un po' di tempo mi dedico a voi, faccio un'altra live, così magari ci divertiamo un poco, stiamo proprio insieme. Pronostico, Napoli-Juve, qual è il pronostico per te, Diego? Per me, purtroppo, ahimè, la Giannisci, io tifo per il Napoli, però è 2-1 per la Juve. Voglio bene, voglio. Grazie per esserci sempre, siete la mia famiglia, siete i migliori, vi voglio veramente tanto bene e spero ogni volta che torno qua di trovarvi. Non me ne fotto se di più. Mi interessate voi e mi interessano le persone che voglio bene. Ama te stesso, eccola qua! Facimma partire, vai, vi tolgo questa piccola curiosità. È carina, però faccio di solo piezza, non facite poi, dai, faccela sentire tutta, cosa? No, un pezzettino. Eccola che arriva! Vai. Ama te stesso che qualcosa cambierà e non buttarti a terra perché vedi solo quello che non va. Non buttare tutto sull'aspetto, se siamo belli è proprio perché qui nessuno è perfetto. Solo questo, perché sennò vi tolgo tutto, tutta la curiosità. Vi voglio bene, ciao, adieu e se vi va mandatemi in pagina i video che pensate possono essere video commentati. Ci vediamo domani sera, ciao, adieu!